È un altro snodo cruciale nell'impervio percorso che conduce alla salvezza. Un'altra sfida da non perdere per guadagnarsi la permanenza nella massima serie. A giocarsela due squadre che con gli ultimi buoni risultati negli scontri diretti hanno guadagnato quel poco di serenità di cui avevano bisogno. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 16ª giornata, la quinta di ritorno del campionato di Serie A Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona Femminile Molfetta. Le rossonere di Andrea Rossi hanno dato la sterzata al proprio campionato vincendo il match contro il Montesanto 21 Maretti, 26 Natascia Barban, 27 Zardini, 77 Evelyn. La femminile Molfetta di Diego Iessi con il numero 5 dell'Ernia, 7 Calè, 8 Piccinno, 9 Luna, 11 Pernazza, 12 Castro, 17 Enrico, 18 Di Silvio, 20 Bucaleb, 22 Majewska, 32 Giancaspro, 70 Ginosa. La terna arbitrale oggi al Pala Lupatotina, il primo arbitro è Andrea Saggese di Rovereto, il secondo Aurelian Petrizza Cirvasuta della sezione di Monza, al crono Gianluca Moser di Trento. E dunque tutto pronto, tra poco sarà tutto pronto per Audace Verona Femminile Molfetta, ovviamente in diretta sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio a 5 che trasmette in diretta tutte le partite della Serie A femminile e della Serie A maschile di futsal Serie A Tesis, arrivata la 16ª giornata, la quinta di ritorno. Cominciato il programma ieri con le vittorie 7-2 della Lazio sulla kick-off e vittoria anche della capolista CMB, sempre più capolista CMB, 4-2 sul Bitonto. CMB che ora è a 48 punti in classifica, 16 vittorie in altrettante partite. Formazione di Massimiliano Neri decisamente incontenibile, incontrastabile in questo campionato. Le squadre hanno fatto il proprio ingresso sul parquet, i quintetti titolari. Andrea Rossi sceglie Verdù, Natascia e Melissa Barban, Puttoff e Evelyn, le due brasiliane, le due gemelle, le due brasiliane, oltre al portiere spagnolo, Majewska, il portiere polacco, Castro, Enrico, Calè e Lunariso per Diego Iessi. All'andata 3-2 per la femminile Molfetta, con le reti, la doppietta dell'oggi squalificata, è stata ammonita settimana scorsa da diffidata contro la kick-off, la doppietta di Ilenia Caballero, che negli ultimi 30 secondi di gioco ribaltò il parziale vantaggio dell'Audace Verona, portando appunto i 3 punti, bottino pieno alla formazione di Diego Iessi. 3-2, formazione di Diego Iessi che avrebbe 11 punti in classifica, ne invece 8 per la penalizzazione di 3 punti combinata a inizio stagione. Il match è cominciato, l'Audace Verona ha rotolato, ha fatto rotolare il primo pallone giunto dalle parti del portiere polacco Natalia Majewska, e poi il tentativo di ripartenza della formazione pugliese, palla recuperata dal Audace Verona che prova, scocca il primo tiro della contesa dopo 34 secondi di gioco, lo fa partire la match winner della partita di 2 settimane fa, fondamentale vittoria 2-1 sul Montesilvano, doppietta per lei, Evelyn Luana Tosetto. Il rilancio di Majewska a cercare Ellen Castro, anticipata da Melissa Barban, Natascia invece a pressare Lunariso. Palla contesa, ancora Castro che allarga per Enrico, la palla dentro sul secondo palo, a cercare proprio la spagnola Andrea Lunariso, l'ex Rubì, classe 2002. Non è riuscita però a raggiungere il pallone, giocatole dalla compagna, che è la classe 2002, ex Bitonto, terza stagione al Molfetta, seconda da capitano per il numero 17. La formazione di Diego Iessi ritorna in possesso dell'Audace Verona. Passato, scorso il primo minuto di gioco, siamo entrati nel secondo con la palla lunga verso Natascia Barban che tiene molto bene il pallone in campo, pallone scodellatole da Luana Puttoff, e guadagna anche con grande intelligenza il calcio d'angolo. E poi il tocco troppo corto a metà strada tra Evelyn e Puttoff, l'anticipo di Enrico proprio sul capitano rossonero che la tocca poi involontariamente ma in modo evidente proprio sotto gli occhi dell'arbitro Andrea Saggese, diciamo in apertura di cronaca sezione aerea di Rovereto, e quindi dopo 1 minuto e 12 secondi di gioco il primo fallo della partita lo commette l'Audace, lo commette il capitano Luana Puttoff, in stagione finora 2 reti, una proprio nella gara d'andata, segnarono Natascia Barban, appunto il capitano, classe 96.
provato lungo linea, lungo l'out di destra, Castro a servire Enrico, controllo difettoso, ritorna in possesso da Dacia Verona. Puttoff, bellissimo scambio con Evelyn, cerca di lanciarsi, Puttoff che tocca ancora Calais, rischiando il secondo fallo della propria partita, secondo fallo per l'Audace, lo rischia ancora in tandem con Evelyn, pressing intenso, forte su la giocatrice brasiliana, classe 90, arrivata l'ultima estate alla corte di Diego Iessi. Non c'è nulla, secondo gli arbitri, secondo Saggese, nella fattispecie, molto vicino allo svolgersi dell'azione. Calais cerca sul secondo palo, Enrico un po' indecisa sui tempi dell'uscita Marta Verdù, che poi in qualche modo riesce a far suo il pallone. Buona giocata in sterzata da parte di Melissa Barban dall'altra parte, ha rischiato un po' Verdù, andando un po' indecisa sul pallone da Calais in direzione di Enrico, che sopraggiungeva verso il secondo palo. Va in anticipo, almeno stando alla prospettiva della nostra postazione, un po' defilata però. Pericolo scampato comunque per la formazione di Andrea Rossi. Luna, Enrico verso Calais, la giocata ancora verso Luna che può andare a calciare in diagonale con il destro. Bellissima giocata in velocità della femminile Molfetta, applaudita giustamente anche da Diego Iessi in panchina. Lo scambio ravvicinato tra Luna e Enrico, palla avanti per Calais, di prima per la corsa di Luna Riso che si era buttata dentro lo spazio centrale concesso dalla difesa rossonera, ha tagliato davanti a Evelyn, è andata al tiro con il destro in diagonale, non colpendo benissimo, con poca potenza e nemmeno con la precisione, palla che è sfilata sul fondo sul controllo di Marta Verdù. Guadagna rimessa laterale Audace Verona, 17 minuti e 16 secondi al termine, poco meno di 3 trascorsi nel corso del primo tempo al Palla Lupatotina, 16ª giornata, quinta di ritorno della Serie A Tesis, la Serie A femminile di calcio a 5, 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta. Va a calciare Melissa Barban che colpisce la gemella Natasha Barban, entrambe nate il 26 maggio del 2002 e sono entrambe le due migliori marcatrici della formazione di Andrea Rossi. 6 reti per Natasha, 5 per Melissa, a pari merito con Evelyn. Dall'altra parte invece la migliore marcatrice con 11 reti è proprio Caballero, oggi assente. La segue a 7 Calais, oggi invece in campo. Ha provato lo scambio Castro che nella sessione di mercato invernale è tornata al femminile Molfetta, lei che era stata il capitano nella storica stagione della promozione in Serie A, la 21-22 in biancorosso. Ha raggiunto nella partita di settimana scorsa contro la Kickoff le 100 presenze in appunto maglia femminile Molfetta. Prima di questo ritorno erano 98, con la bellezza di 64 reti. Deve ancora segnare però in questa stagione dopo il proprio ritorno, per lei che è anche ex Soccer Altamura e Futsal Veglie, una carriera diciamo negli ultimi anni costruita in Puglia. Andiamo in cronaca perché c'è la femminile Molfetta in battuta di un calcio d'angolo, malinteso poi tra Luna Riso e Enrico che tagliava verso l'esterno, è stata servita internamente con l'esterno destro da parte della numero 9 in maglia rossa, completo rosso con dettagli bianchi per la femminile Molfetta, oggi invece in rosso nero, preponderanza del nero nel completo di casa per Audace Verona, che con la neoentrata Greta Maretti, che fa il proprio debutto in questo match, guadagna una rimessa laterale. Torna in possesso Evelyn che riceve da Puttoff, può puntare Castro, allarga molto bene per Maretti che controlla male, però perde un tempo di gioco, si alza, gli dà impressione Enrico e poi Maretti in qualche modo cerca di far pervenire il pallone dalle parti di Natasha Barban, che non può assolutamente raggiungere il pallone. Chiede scusa la giocatrice con la maglia numero 21 ex Bagnolo, che poteva giocare meglio su questa palla ricevuta da Evelyn. Zandonà, appena entrata anche lei sul parquet, primi minuti per lei in questa partita. È subentrata Natasha Barban rispetto al quintetto di partenza. Sono rimaste oltre a Verdù le due brasiliane Evelyn e
Puttoff. Sono uscite le due gemelle Barban, facendo spazio a Maretti e Zandonà. Entrata invece sul parquet con il numero 8 Arianna Piccinno, arrivata in estate 2025. Per lei, che è un ex VIP, come si può dire, è arrivata direttamente dalla VIP, che è scomparsa nell'ultima estate, una continuata la propria attività agonistica. È proprio Luna che va ad anticipare Maretti sul passaggio in orizzontale un po' rischioso da parte di Evelyn Luana Tosetto, rimessa laterale comunque per la formazione di Andrea Rossi quando è passato il primo quarto del primo tempo. 15 minuti e 4 secondi al termine del primo tempo, all'intervallo. Ora nessuna emozione in questo match che per il momento si sta trascinando, diciamo così, a ritmi lenti, con ancora nessuna vera occasione da gol. L'unico tiro dalle parti di Majewska è stato quello scoccato da Evelyn Luana Tosetto senza precisione pure l'unica conclusione della formazione ospite, arrivata però al termine una bellissima azione manovrata e tutta in velocità tra Enrico, Calè e Luna, che è andata a calciare senza inquadrare i pali della porta difesa da Verdù. Fuori misura il passaggio di un'altra subentrata, Gaia Dell'Ernia, l'ex CMB, a cercare Ellencastro in rete con un tiro praticamente dalla propria metà campo nella stagione 2022-2023. Il tiro nel frattempo da parte di Melissa Barban, rientrata immediatamente sul parquet. Dovrebbe essere uscita, se non sbaglio, nuovamente Zandonà. Pochi secondi in campo per lei. È il primo tiro nello specchio di una delle due porte, senza problemi. Natalia Majewska, portiere classe 2004, nazionale polacca, con la maglia della propria nazionale ha disputato l'ultimo mondiale nelle Filippine, ex record Bielsko-Biała. Portiere di sicuro affidamento per una società che nel mercato invernale ha salutato Laura Sciannamea, che era arrivata proprio nell'ultima estate, quindi per lei metà stagione solamente in maglia femminile Molfetta, era arrivata dall'Altamura in estate, così come altre giocatrici arrivate in estate hanno salutato nella sessione invernale, come Valeria Valenzano, che era arrivata dal CMB e ora è tornata al Bitonto. Nel frattempo brava Majewska ad anticipare Luana Puttoff in uscita e poi a mettere in fallo laterale, addirittura arrivata nella sessione invernale e ha salutato nella sessione invernale Vanessa Alcaraz Jimenez, l'ex VIP, è arrivata il 9 dicembre, è stata annunciata il 9 dicembre, mentre è stato annunciato l'addio il 3 gennaio, dopo quindi veramente meno di un mese, pochissime partite giocate alla ripresa post mondiale, una pausa di un mese e mezzo tra i primi di novembre e metà dicembre, quindi esperienza davvero fugace per lei. Mette in fallo laterale Castro, che dicevamo nella stagione 2022-2023 in una partita dell'Audace Verona, allora allenata da Gigi Zanetti, segnò un gol direttamente dalla propria metà campo, per cui al Pala Lupato in una partita disputata in anticipo il sabato sera, una vittoria comunque 3-2 per l'Audace Verona. Ellencastro appunto la sua seconda esperienza, capitano storico della formazione che aveva vinto il campionato 2021-2022 in Serie allora A2 e portò appunto alla storica promozione della femminile Molfetta. Ci ha provato Greta Maretti con un mancino verso la porta di Majewska, deviato in calcio d'angolo, lo batte Melissa Barban all'indietro proprio dall'ex Bagnolo, che si sistema il pallone sul piedeforte, non trova lo spazio per andare alla conclusione verso i pali. Consolida il possesso dunque l'Audace Verona a qualche metro di distanza, un po' più in là. Buona giocata di Melissa Barban, Puttoff, Maretti, bello ancora lo scambio tra le due, ancora da Puttoff verso Melissa Barban, applausi del pubblico del Pala Lupatotina, e poi Maretti che calcia in diagonale sulla battuta della rimessa laterale proprio di Melissa Barban, applausi anche del presidente Betteghella poco distante dalla nostra postazione, meritati per questa buona trama offensiva gestita dall'Audace Verona. Sempre 0-0 quando di minuti ne sono passati poco meno di 7. Castro gioca bene anche il femminile Molfetta. Sul proseguo dell'azione l'errore, il passaggio errato da parte di Castro verso
dell'Ernia. In anticipo Evelyn, ma tutto fermo per un fallo commesso pochi secondi prima e vantaggio quindi concesso ma poi non sfruttato dalla femminile Molfetta. Torna sui propri passi l'arbitro, il secondo arbitro odierno, Cirvasuta di Monza, per comandare il calcio di punizione in favore della femminile Molfetta. Secondo fallo di questo primo tempo, di questa partita ovviamente. Entrambi l'Audace Verona ci prova sull'appoggio da parte di Calais Gaia dell'Ernia, che trova la deviazione di Melissa Barban. Sarà calcio d'angolo in favore della femminile Molfetta dal lato destro del fronte offensivo biancorosso. Lo calcia proprio dell'Ernia all'indietro direttamente da Majewska, che si sistema il pallone con la suola, va a calciare molto bene e costringe la propria collega di ruolo Marta Verdù Agnone a una grandissima parata sopra la traversa, una deviazione sopra la traversa. Nuovo calcio d'angolo dalla parte opposta per la femminile Molfetta, ancora ad allontanare Verdù, prova a rendere l'azione da difensiva a offensiva l'Audace Verona con la giocata di Putov, che prima aveva cercato Maretti, poi torna in possesso della palla vagante dopo il rimpallo. Maretti, il dribbling su Ellen Castro, in aiuto in ripiegamento difensivo Piccino a mettere il pallone verso la tribuna del Pala Lupatottina. Bellissimo davvero il tiro di Majewska. Nel frattempo c'è un fase concitata verso la tre quarti offensiva rossonera, allontana il femminile Molfetta e si torna alle parti di Verdù. Perde palla un po' ingenuamente Maretti, può ripartire Luna che cerca con l'esterno dell'Ernia, colta in controtempo, riparte 2 contro 2 l'Audace con Maretti che sbaglia il controllo, un po' imprecisa nelle sue giocate, nella definizione delle proprie giocate Greta Maretti in questi primi minuti di gara. Sì, errori anche nel controllo per lei, per la numero 21 rossonera. Diciamo dunque poco fa il tiro più pericoloso finora del match è stato scoccato dal portiere della femminile Molfetta, da Maja Majewska, che ha costretto con un gran destro della distanza. Attenzione a Castro che calcia, anche questa è una grande parata da parte di Marta Verdù, che poi richiama le compagne un po' svagate negli ultimi minuti di gioco. Grande parata con i piedi in questo caso da parte di Marta Verdù, per un tiro stretto verso il primo palo da parte di Ellen De Castro Aparecida. Battuta del corner, cerca di rimettere dentro sul secondo palo dell'Ernia, si lancia poi in contropiede Melissa Barban, anticipata da Ellen Castro, nuovamente in fallo laterale proprio davanti alla panchina ospite, la panchina pugliese comandata da Diego Iessi. Calcia Putov, altro tiro come in precedenza quello di Maretti, senza fortuna, senza creare il minimo grattacapo a Majewska, che può raccogliere e far ripartire Ellen Castro. 11:47, siamo entrati nel nono minuto, 0-0 alle Pala Lupatottina tra Audace Verona e femminile Molfetta. Barban Melissa a deviare il pallone giocato in verticale da Piccino verso Castro. Ancora Castro che serve serve Luna, la palla dentro, allontanata da Putov, e poi il tiro proprio di Luna, numero 9 rossonera, scusate, biancorossa, che ha calciato con il mancino in diagonale, un tiro strozzato che non ha impensierito Verdù. È entrata nel frattempo anche Chiara Pernazza, l'ex Bitonto. Primi minuti anche per lei, palla dentro, controlla molto bene, salta Maretti Luna, che poi però non si decide se dribblare nuovamente anche la seconda avversaria oppure servire in profondità. Pernazza che si proponeva, palla a metà strada persa dalla giocatrice spagnola Evelyn Ferrari, anche lei appena entrata. Cercano di ruotare il più possibile i roster a propria disposizione Rossi e Iessi. Evelyn osserva il movimento delle compagne, opta per Barban Natascia sull'out di destra. Il tiro da parte della numero 26 rossonera, deviazione di Piccino, calcio d'angolo. All'indietro Natascia Barban per Evelyn che calcia, sembrava preciso, non è stata abbastanza potente per superare la buona guardia di Castro. Gran lancio per Piccino, Piccino anticipata da Verdù. L'ultimo tocco è proprio dell'ex VIP classe 97, che poi quindi concede
il rinvio dal fondo all'Audace Verona, resta a terra, colpita allo stomaco Arianna Piccino, che guadagna la panchina richiamata da Diego Iessi, che al suo posto inserisce nuovamente Marfil Enrico. Stiamo per avvicinare alla metà della prima frazione di gioco, 0-0 tra Audace Verona e Femminile Molfetta. Poche emozioni fin qui, match giocato a ritmi abbastanza blandi rispetto a quello che ci hanno abituato le due formazioni anche nelle precedenti partite. Puttoff, Natasha Barban, Ferrari, alle sue spalle sopraggiunge Enrico. L'ultimo tocco è il suo, anche se reclamava la rimessa laterale a suo favore al numero 17, capitano biancorosso. Maretti con la sua classica natura caracolante salta secco l'avversario, mette dentro, palla che non viene deviata da Ferrari, che aveva fatto il movimento giusto a staccarsi dalla linea difensiva biancorossa, fare qualche passo all'indietro per ricevere il passaggio a rimorchio da parte di Maretti, che aveva saltato secco per Nazza. Grande giocata da parte della 21, che ha, diciamo, riscattato un paio di giocate meno precise del solito rispetto a quelle che ci ha abituato, una delle giocatrici più positive fin qui della stagione per la formazione di Andrea Rossi, già a segno 4 reti per la seconda stagione in biancorosso, in rossonero, scusate. Ci ha abituato a grandi giocate, una di queste fate vedere poco fa con il dribbling su Pernazza, il cross dentro nella linea di fondo, non ha raggiunto il pallone Beatrice Ferrari, l'ex Boca Junior. La lotta in mezzo al campo, attenzione a Maretti che può lanciarsi, su di lei ancora Pernazza, Maretti, il dribbling, Maretti questa volta verso l'interno con la suola, grande giocata a disorientare la 11, arriva però la 12 Ellen Castro con il solito grande lavoro difensivo. A mettere in calcio d'angolo, calcia male poi Maretti ancora, attenzione, può lanciarsi Luna che calcia, grande parata di Verdù, contropiede solitario, ripartenza solitaria da parte di Andrea Lunariso, che recupera il pallone dopo il tentativo ciabattato da Greta Maretti, direttamente dal corner per l'Audace Verona. Si lancia da sola, attenzione a Castro di nuovo sul corner battuto da Enrico, questa volta tiro decisamente fuori misura. Il lancio poi di Verdù nel nulla dell'attacco rossonero, irraggiungibile per Natasha Barban, e quindi grande azione di Luna in ripartenza solitaria ad autolanciarsi, fuga verso la porta di Verdù, destro preciso verso l'angolo lontano, l'angolo basso, e grande parata di Verdù, la terza nella sua partita, prima su Majewska, poi su Castro e ora su Lunariso. Forse la parata più difficile, in bello stile quella sul portiere polacco nella prima occasione, ma forse più complicata, più difficile anche a livello di riflessi e di esplosività, di agilità, quella in questo caso su Luna. Castro, la palla verso Enrico, anticipata da Evelyn, altra bella giocata, altra bella trama prodotta dalla formazione di Diego Iessi, con Calè che ha allargato per Castro, che di prima da sinistra ha cercato verso destra sul secondo palo l'inserimento di Marfil Enrico. Grande giocata difensiva di Evelyn Luana Tosetto, in scivolata a mettere in fallo laterale, battuto da Castro, palla dentro, ha provato Lunariso, non ha deviato poi Calè. Enrico, il fallo poi fischiato da Cirvasuta per la spinta troppo energica, troppo veemente di Luna ai danni di Natasha Barban. Una specie di blocco decisamente irregolare, una spinta troppo forte, troppo evidente anche per non essere fischiata. Del primo fallo della femminile Molfetta in questa partita. 2-1 il conto dei falli per l'Audace Verona, 0-0 il punteggio che conta, che non può essere schiodato da questo tiro di Natasha Barban, deviato e ammortizzato dalle parti di Majewska. 8-09, punteggio appunto ancora fermo sul risultato di partenza. Rimessa laterale in favore della femminile Molfetta con Enrico che tocca all'intro da Dell'Ernia.
indietro direttamente da Majewska, che controlla, lancia lungo verso Calais, arriva Dell'Ernia, gran tiro, grande risposta respinta da parte di Puttoff. Riparte l'Audace Verona, questa volta già più complicato e impegnativo l'intervento di Majewska sul destro di Natasha Barban. La palla dentro di Puttoff, una deviazione, ha allontanato Piccino in anticipo nuovamente sulla numero 26 rossonera. Si alza il volume del palla Lupatottina dopo qualche minuto di impasse, vista anche appunto una prestazione non particolarmente veemente da parte dell'Audace Verona, almeno negli ultimi minuti. Si è ridestata la formazione di Rossi con un bel destro da fuori di Natasha Barban e poi questa iniziativa di Puttoff allontanata da Piccino. Ancora Puttoff che calcia, stavolta il tiro non toccato da Majewska, si alza di poco sopra la traversa della porta difesa del portiere polacco. Enrico sulla sinistra per Dell'Ernia, l'ex CMB va dall'ex Bitonto, ancora la numero 17 verso la 8, Piccino, dribbling a rientrare con la suola verso il centro del campo, poi sulla sinistra per la brasiliana Calais. Piccino, Dell'Ernia in una zona dove di compagne non ce ne sono, veniva verso il centro del campo a dettare il passaggio internamente Enrico, servita esterna, troppo esterna Dell'Ernia. Stiamo entrando negli ultimi 7 minuti del primo tempo, 0-0. Puttoff, Melissa Barban va in un imbuto e il pallone torna dalle parti di Calais, la 7 contro la 77, spinta alle sue spalle da parte di Everin, regolare, recupero palla, poi con l'aiuto di Puttoff, rimpallo sui piedi di Clauseli Aparecida da Silva per tutti Calais, ex Stein Cascabel, con la quale nel 2023 ha vinto la Coppa Libertadores, ha giocato anche in Portogallo nel Benfica. Maretti, Evelyn, il tiro, palla che resta lì, può ripartire Calais, toccata da Puttoff che viene anche ammonita da Cirvasuta. Ioana Puttoff, all'ennesimo fallo della sua partita, se non erro tutti suoi i falli commessi dall'Audace Verona, se non ricordo male. Sicuramente 2 di questi 3 sanzionati dai 2 arbitri, è rimasta anche a terra Calais, particolarmente dolorante, se non vado errata una spalla, si tocca dolorante la spalla sinistra per appunto la giocatrice arrivata in estate, uno dei tanti nuovi arrivi estivi alla corte del tecnico Diego Iessi che è allenatore del Molfetta dal lontano, diciamo, 2017, mentre arriva il primo time out richiesto da uno dei 2 allenatori, credo da parte di Andrea Rossi, a 6:34 dal termine del primo tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, diciamo di Calais che nel 2023 ha vinto la Coppa Libertadores con lo Stein Cascabel, ex anche Benfica e Malghi. Sembra riuscire a rialzarsi per riprendere poi anche il match. Vediamo se riuscirà a farlo, se tocca che altro la parte, passa verso la pancia Calais, forse appunto colpita duro da una gomitata forse involontaria da parte di Puttoff. Andiamo a dare uno sguardo al 16° turno della Serie A Tesis, che appunto, come detto in apertura di cronaca, ha avuto il via ieri con i 2 anticipi. Lazio kickoff 7-2, CMB Futsal Team Bitonto 4-2, oggi alle 16 Audace Verona Femminile Molfetta e Cagliari Women Roma alle 18 a chiudere il quadro. Un altro doppio appuntamento, Ocasa Falconara Montesilvano Futsal Club e Tiki Taka Francavilla Soccer Altamura. Abbiamo anche i parziali delle 2 gare in corso, ovviamente 0-0, ve lo stiamo raccontando, tra Audace Verona e Femminile Molfetta, 2-2 in questo momento al Palaconi di Cagliari, tra Cagliari e Women Roma, che è stata l'ultima squadra affrontata dall'Audace Verona settimana scorsa. Il Pala Pertini di Fiano Romano, netto 9-1 per la formazione di Seli Gaiardo, ha pareggiato invece 2-2 la Femminile Molfetta in casa al Palapoli contro il kickoff. Sono rientrate le 2 squadre nel
continuazione, nel prosieguo della nostra cronaca avremo modo anche di darvi nuovamente i risultati anche finali probabilmente dei due, anche dell'altro match. Nel frattempo Majewska questa volta ben più lontana dai pali rispetto in precedenza, quando li aveva anche centrati con la grande parata di Putov, secondo tiro già della partita dell'estremo difensore polacco. Avremo modo di darvi anche nuovamente altri aggiornamenti e poi anche il quadro del prossimo turno, il 17esimo. La palla servita da Piccinno verso Enrico, non arriva la palla al 17 per l'intervento della difesa rossonera e poi guadagna il fallo laterale Greta Maretti. Siamo entrati negli ultimi 6 di gioco. Confermo che il timeout in precedenza l'aveva concesso Andrea Rossi, con il cronometrista che non aveva concesso, che non aveva indicato il tecnico vicentino, quindi non mi aveva fatto capire inizialmente di chi si trattava e chi aveva chiesto il timeout. Bella giocata di Melissa Barban verso Evelyn, che per questioni di centimetri non è riuscita a raggiungere il pallone, sarebbe stata tutta sola davanti a Majewska. Bellissima giocata di Luna sul pressing, ad eludere il pressing di Putov, palla che però si allunga quel tanto che basta per rotolare oltre, di pochi centimetri oltre la linea laterale del campo. Rimessa quindi concessa all'Audace Verona dal direttore di gara numero 1 Andrea Saggese di Rovereto. L'Audace che può ripartire con Luana Putov che scambia con la connazionale Evelyn. Luana Tosetto che allarga sulla destra per Maretti. Centralmente si porta il pallone dentro il campo sul piede forte, sul mancino. Fa partire il tiro stretto verso il primo palo, troppo stretto, controllato facilmente da Majewska. Enrico Dell'Ernia, Piccinno in verticale verso Pernazza, anzi scusate, verso Luna che controlla. Viene poi anticipata da Putov che concede la rimessa laterale nuovamente al femminile Molfetta dal lato sinistro del fronte offensivo biancorosso. Piccinno che lascia Dell'Ernia, che poi va ancora da Piccinno, palla dentro, anticipata Luna da Putov, palla che non tocca poi le travi in legno del soffitto del palo Lupatotina. Resta quindi a disposizione della femminile Molfetta per una rimessa laterale. Probabilmente sarebbe cambiato poco, anzi non sarebbe cambiato nulla, l'ultimo tocco era dell'Audace Verona. Chiede il rispetto della distanza Piccinno per la battuta della rimessa a Maretti e Putov. Piccinno che va a calciare, viene respinto il suo tiro. Duello spalla spalla tra Evelyn e Piccinno nuovamente. L'ex VIP protegge la rimessa laterale, a segno una volta fin qui in stagione l'ex VIP classe 97. Castro, lungolinea per Luna, anticipata molto bene da Putov che poi perfeziona il disimpegno con l'aiuto di Evelyn. Dribbling a rientrare, sterzata, Luna la trattiene, si trattengono a vicenda, protestano entrambe le panchine. Maretti in un imbuto cerca il dribbling su Enrico, lo riesce ad effettuare in un primo tempo, anticipata però poi dal ritorno di Piccinno che, facendole carambolare il pallone sul piede, guadagna anche la rimessa laterale. Castro, Pernazza verso Piccinno, ancora da Pernazza, zona difensiva da ultima giocatrice in campo. Pernazza che fa carambolare il pallone in una situazione non semplicissima, abbastanza complicata da gestire, su Melissa Barban con esperienza, la classe 96. Va da Majewska, il lancio lungo a cercare Castro, anticipo facile da parte di Verdù, protetta anche da Evelyn. Il portiere spagnolo che gioca verso Maretti. Maretti in solitaria in mezzo a due, fermata, non c'è fallo, può ripartire il femminile Molfetta con Castro che cerca di far tornare il pallone da Pernazza. È rimasta a terra però dopo il contatto di poco fa Greta Maretti. Proteste del pubblico del Pala Lupatotina, l'indirizzo in particolare di Saggese, più vicino all'azione è proprio Saggese ora che va a sincerarsi delle condizioni di Maretti, a richiamare i sanitari in campo, ignorando poi le proteste della giocatrice classe 2001, ex Sassuolo, Calcio 11 e Bagnolo alla seconda stagione all'Audace Verona, che lamentava un fallo subito
appunto nell'occasione precedente è andata un po' ad infilarsi in mezzo a un folto gruppo di maglie avversarie. Caretta Maretti anticipata poi da Piccinno, c'erano strette un po' sandwich su di lei Pernazza e Castro. Uscita comunque senza problemi, senza gravi conseguenze dal contrasto Maretti. Poi sportivamente Castro che restituisce il pallone, rimessa laterale dunque in favore dell'Audace Verona. Battuta da Melissa Barban, Puttoff e poi Natasha Barban, ancora dalla gemella Melissa, bella giocata in due in tandem, contrasto tra Melissa Barban e Castro con il corner guadagnato dall'Audace Verona. Lo batterà Luana Puttoff. 3:35 al termine, sempre 0-0 al palo Lupatotina. Corner battuto dal capitano rossonero che osserva il momento delle compagne, calcia il palo colpito da Melissa Barban dopo la deviazione di Majewska, che prova direttamente a calciare. Verdù rischia di toccare il pallone ed è di quell'avviso, di quel parere saggese, un po' di confusione in questo caso, grande ingenuità da parte di Marta Verdù che ha toccato il pallone scagliato da Majewska e decisamente destinato fuori dallo specchio di porta. Ha valutato molto male la traiettoria Verdù, regalando praticamente il corner al femminile Molfetta. Si è provato Castro, ci prova ancora Castro, tiro deviato, respinto due volte dalla difesa rossonera, questa volta ci prova Pernazza, respinta ancora di Luana Puttoff. È la più importante occasione per l'Audace Verona, quella avuta da Melissa Barban poco fa, la giocatrice numero 9, classe 2002, che ha ricevuto il corner battuto da Luana Puttoff. È andata di prima con il destro per i pali della porta di Majewska, che ha visto sbucare il pallone all'ultimo secondo. Ha comunque dimostrato degli ottimi riflessi deviando, mettendo la manona sulla diagonale di Melissa Barban, e anche un po' fortunata poi ha raccolto il pallone sulla linea di porta dopo che questo aveva sbattuto sulla base del palo alla sua destra. Ultimi 3 minuti del primo tempo, 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta. Le più importanti occasioni da una parte per Majewska, Ellen Castro, e Luna dall'altra per Melissa Barban, con il palo colpito poc'anzi, un bel destro deviato provvidenzialmente da Majewska. Evelyn, proprio Melissa Barban, che prima valuta il tentativo, l'accenno di scatto di Luana Puttoff, decide di premiarlo, ma non si era accorta che il suo capitano aveva immediatamente arrestato la corsa per andarle incontro. Malinteso tra le due, rilancio di Luna proprio da Puttoff, che controlla e serve Melissa Barban. Il lancio verso Natasha, leggermente troppo lungo, si allunga rischiando anche l'infortunio, tra l'altro anche abbastanza male, zoppicando un po' Natasha Barban, nessuna grave conseguenza per lei. Enrico Castro, Luna che cerca con la suola di superare l'attenta guardia di Luana Puttoff, guarda che si conferma appunto attentissima, non fa partire l'avversaria il capitano rossonero. 2 minuti e 18 in attacco la femminile Molfetta, batte male la rimessa laterale Luna verso Castro, che comunque vince il rimpallo con Puttoff. Fa nuovamente poi carambolare il pallone addosso, guadagnando un'altra rimessa laterale nella medesima posizione. Luna cerca la verticalizzazione, Castro calcia, un tiro quasi di alleggerimento deviato però da Puttoff, da cui scaturisce dunque un calcio d'angolo dal lato sinistro del fronte offensivo biancorosso. Corner di cui si incaricherà Luna. Castro, ancora Luna, palla dentro nella zona in cui c'è solo Luana Puttoff, che può far ripartire il contropiede rossonero. La fuga di Natasha Barban, molto brava Ellen Castro, con una energica ma regolarissima spallata. Rischia un po' Melissa Barban
di finire contro il muro dietro la porta. Qui il palla Lupatottina, aiutata poi a rialzarsi con grande sportività proprio da Castro, palla dentro di Puthoff che colpisce in pieno Luna, e dunque nuovo calcio d'angolo, il secondo consecutivo sempre dal lato destro del fronte offensivo rossonero per l'Audace Verona. Puthoff dentro per Evelyn, che per questione di centimetri non arriverà, scattata bene proponendosi all'interno dell'area di porta, sfuggendo ai radar difensivi della femminile Molfetta. Evelyn Luana Tosetto, la classe 2003, a segno 5 volte fin qui stagione, le ultime 2 decisive per la vittoria 2-1 contro il Montesilvano 2 settimane fa qui alle Palle Lupatottina, nel fondamentale, vitale scontro diretto, scontro salvezza contro la formazione di Marcos Zuccotti. Calè riceve da Castro, cerca la giocata verso Enrico, nessuno tocca tra lei e Verdù, contatto tra le due, nulla di grave, anche se subito è rimasta a terra tutta un po' dura dal portiere spagnolo. Enrico si rialza senza problemi, aiutata a rialzarsi proprio dall'avversaria Marta Verdù Agnon. Tentativo velleitario da parte di Melissa Barban. Castro di prima in anticipo su Puthoff, direttamente sul rilancio di Majewska, non riesce ad evitare il fallo laterale Melissa Barban nel tentativo di disimpegno. Mancano 82 secondi, 1:22 al termine del primo tempo, 0-0 sempre che non si schioda il Palle Lupatottina. Una partita molto chiusa, molto tesa, molto importante, le due squadre che vogliono ottenere i 3 punti per allontanarsi in modo forse decisivo e definitivo dall'ultimo posto, l'unico che vale, si fa per dire, la retrocessione diretta. Quest'anno non ci saranno play-out, solamente l'ultima squadra in classifica conoscerà la grande delusione, la grande onta della retrocessione in Serie B. Ultimo posto in questo momento occupato dal Montesilvano Futsal Club. Calcio d'angolo in favore del femminile Molfetta, lo mette dentro Riso, senza però Luna Riso, senza che però nessuna compagna possa arrivare all'appuntamento col pallone. Di secondo ora ne mancano 69, tra poco entreremo nell'ultimo giro di lancette del primo tempo. Questa laterale in favore dell'Audace Verona, che sarà battuta da Melissa Barban, all'indietro da Verdù, controlla con la suola, lancio per Luana Puthoff, palla troppo lunga, scaramucce poi tra Ellen Castro e Puthoff. C'è stata una spallata, una piccola spinta da parte di Castro ai danni dell'avversaria, la palla già abbondantemente passata sopra la testa appunto del capitano rossonero, che si è un po' arrabbiata e ha affrontato a muso duro l'avversaria, che ora in questo momento non controlla la bella verticalizzazione di Luna. Diciamo dunque Puthoff che poi è andata a muso duro contro l'avversaria, chiedendole in modo vivace, vistoso, di non ripetere quel tipo di situazione. Bella giocata da parte di Evelyn, che va a fare attenzione a Maretti che può partire, fischia Saggese perché il calcio di punizione non era stato battuto dalla posizione regolare, dal punto corretto in cui appunto avrebbe dovuto effettuarsi la battuta, dopo il fallo di Enrico ai danni di Evelyn, conquistato con furbizia dalla giocatrice con la maglia numero 77, che si era messa appunto tra il pallone ed Enrico e l'ha fatta franare addosso, e Saggese ha optato per il fallo del numero 17 pugliese. Bella fuga da parte di Luna in mezzo a 4 giocatrici dell'Audace Verona. Luna molto bene con l'esterno verso Calè, il destro da parte del numero 7, rimpallato da Maretti, che poi proprio fa ripartire l'azione delle compagne. Torna in possesso Luna, fase molto confusa della gara, con Luna che aveva potuto guadagnare lo spazio per andare al tiro, non è riuscita poi a ricavarselo in modo decisivo. Anticipata proprio da Evelyn, 6 secondi al termine, può calciare Calè, deviazione questa volta di Melissa Barban. I secondi ne rimangono ora solamente 5. Calcio d'angolo da destra per la femminile Molfetta,
va a calciare Calè, palla dentro verso Enrico che tagliava sul primo palo, deviazione ancora di Melissa Barban, secondi 4, ne passa 1 al colpo, la palla dentro, il tacco di Calè allontana, poi con grande rischio, grande sofferenza l'Audace Verona nella fattispecie con Luana Putov-Novaes. Finisce il primo tempo, suona la sirena, 0-0 al Pala Lupatotina tra Audace Verona e Femminile Molfetta. Emozioni non numerosissime, da una parte il palo colpito da Melissa Barban, dall'altra qualche tentativo da parte di Majewska e Castro con le parate di Marta Verdù. Primo tempo dunque che si chiude a reti inviolate al Pala Lupatotina tra Audace Verona e Femminile Molfetta, e noi ci sentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo qui dal Pala Lupatotina. Bentornati in diretta dal Pala Lupatotina, ovviamente sul canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio 5. Audace Verona e Femminile Molfetta hanno fatto il proprio ritorno sul parquet per giocarsi la seconda frazione di gioco di questa 16ª e quinta di ritorno giornata della Serie A Tesis 2025-2026. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 0-0, reti inviolate, con un paio di occasioni per parte, le più importanti per Melissa Barban, per l'Audace Verona, con il destro sul corner battuto da Luana Putov, deviazione con grande riflesso di Majewska e base del palo colpita appunto dalla numero 9 rossonera. Dall'altra parte invece il destro stretto verso il primo palo da parte di Castro, con la respinta con i piedi da parte di Marta Verduagnon. Poco prima brava anche a deviare sopra la traversa il gran tiro dell'altro portiere Majewska, e poco dopo bravissima anche sulla respinta con la manona all'angolo basso alla propria sinistra sul bel destro sul palo lontano da parte di Andrea Luna Riso. Ricominciato il secondo tempo, il primo pallone l'ha fatto rotolare a Femminile Molfetta, la formazione dei Goiessi. 15 secondi trascorsi già in questa ripresa. Due squadre che cercano i punti per raggiungere, o meglio avvicinare in modo forse decisivo, forse definitivo, la salvezza, con contestualmente, attenzione a Luna che riceve da Calè, Luna cerca il movimento centrale da parte di Enrico, respinge Natascia Barban, rimessa laterale per la squadra di Iessi, diciamo con il Montesilvano contestualmente impegnato sul campo del campionesse d'Italia in carica dell'Ocasa Falconara. È un'occasione ghiottissima per entrambe le squadre, anche un pareggio non sarebbe da trattare come una brutta notizia per le due squadre, farebbero un passettino in più con una giornata in meno da disputare verso la salvezza. Partita nel primo tempo abbastanza chiusa, abbastanza bloccata, con due squadre parse abbastanza impaurite di scoprirsi, desiderose di controllare il più possibile il match, ritmi abbastanza blandi, non molto elevati, intensità relativa e poche occasioni
poche emozioni. 0-0, abbastanza veritiero a raccontare quello che è successo nella prima frazione di gioco. Evelyn attende l'arrivo di Puttoff e la serve sulla sinistra. Natasha Barban cerca di saltare Luna, molto brava a tornare su di lei, a far ripartire l'azione del femminile Molfetta. Palla verso Calais, in scivolata Evelyn che la travolge, quando però il pallone era ormai passato dalle parti di Verdù. Si lamenta anche poi Evelyn perché Verdù non ha fatto ripartire l'azione dell'Audace Verona, mettendola fuori sportivamente. Molto sportivo, molto corretto il portiere spagnolo, che poi va anche ad aiutare a rialzarsi Clauseli Aparecida da Silva. Per tutti Calais, che sembra riuscire, anzi sicuramente riuscirà a continuare il match. Buona occasione sull'iniziativa di Luna per numero 7 brasiliana, che non è però riuscita a ricavare lo spazio giusto per andare al tiro. Molto buono anche il ripiego difensivo da parte di Evelyn, che ora cerca la giocata verso il secondo palo per Natasha Barban, non raggiunta dal pallone. Ora recupera palla su Luna. Natasha Barban, recupero difensivo da parte di Calais, che concede il corner. Si alza l'incitamento del pubblico di fede rossonera all'indirizzo della squadra di casa che batte il corner con Natasha Barban verso Evelyn. Il traversone deviato, Puttoff lo recupera, duello con Ellen Castro, duello senza fumantino nel corso del primo tempo, già ammonita anche tra l'altro Puttoff, l'unico ammonito del match. Attenzione a Luna che chiama l'uscita a Majewska, malinteso tra le due con il portiere polacco che non esce, o meglio esce troppo tardi, quando ormai stava per fiondarsi sul pallone Melissa Barban. In anticipo dunque Luna, che ha dovuto scaraventare il pallone sul soffitto del palo Lupatotina, rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. Puttoff mette dentro, ha respinto Enrico, non riesce a perfezionare il disimpegno Luna. Puttoff da Verdù, torna in possesso di palla il capitano rossonero, che poi cerca lo scambio con Evelyn. Palla in profondità, in verticale, nello spazio di Evelyn per Puttoff, fermata e controllata dalla difesa biancorossa. Castro riceve da Enrico, torna a destra da Calais, su di lei si alza in pressione Melissa Barban, che ne recupera il possesso, ne capisce le intenzioni, prova il contropiede, cerca il servizio per Puttoff. Come sempre baluardo pressoché invalicabile Ellen De Castro Aparecida a mettere in fallo laterale. 3 minuti di gioco trascorsi nella ripresa, 17 esatti ancora da disputare fino al termine del match. 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta. Natasha Barban riceve dalla gemella Melissa, cerca poi un tiro cross senza che però ci sia alcuna compagna che abbia la benché minima possibilità di raccoglierne il servizio. Riparte quindi la femminile Molfetta. Castro va da Calais, che torna proprio dalla 12 biancorossa. Enrico cerca ripetutamente il dribbling su Melissa Barban, senza fortuna, guadagna comunque una rimessa laterale dal lato destro del fronte offensivo biancorosso. Chiede il rispetto della distanza all'arbitro Cirvasuta. Il destro da parte di Castro, respinto da Evelyn. Calcio d'angolo in favore della femminile Molfetta. Ricordiamo la terna arbitrale al Palo Lupatotina oggi. Saggese di Rovereto e Cirvasuta di Monza sono i due direttori di gara. Il crono Moser di Trento. Calcio d'angolo in favore della femminile Molfetta. Grande occasione per Luna, che arriva sull'invito direttamente dal corner da parte di Castro. Non riesce però ad inquadrare i pali della porta di Verdù con la propria deviazione di prima. Il tiro dall'altra parte di Melissa Barban, deviazione che sembrava abbastanza evidente da parte della diretta avversaria, sembrava nettamente corner per l'Audace Verona. Non ravvisato il tocco biancorosso da parte di alcuno dei due arbitri. Enrico con la mano, forse il tiro poi di Calais, deviazione di Evelyn, proteste rossonere per un tocco di mano di Enrico, particolarmente veementi ed evidenti quelli di Melissa Barban, che ora con grande severità e grande concitazione viene richiamata all'ordine
e alla tranquillità da parte di Saggese. Sembrava però parecchio evidente il tocco di Enrico, un paio di disattenzioni arbitrali per due arbitri che stanno arbitrando comunque molto bene. Fuori misura per Enrico il traversone di Luna. Nel frattempo, diciamo, prima il tiro di Melissa Barban deviato da la diretta avversaria biancorossa e corner non concesso da Cirvasuta, e poi Saggese che non vede un tocco che sembrava abbastanza evidente, almeno dalla nostra postazione, di Enrico con la mano. Il lancio di Evelyn verso Puthoff, si ripropone la connessione tra le due, almeno tenta di riproporsi. Il lancio però del 77 verso la 3 è troppo lungo. Siamo entrati nel quinto della ripresa, punteggio ancora fermo su quello di partenza, 0-0. Enrico riceve da Castro, torna dalla 12, gran palla per Luna che però è leggermente troppo lunga, non riesce ad arrivare la 9 spagnola, che comunque con un ampio cenno ringrazia e dimostra di apprezzare il tentativo della compagna. Maretti riceve da Evelyn, solito andamento ciondolante della numero 21 che va con l'esterno poi da Melissa Barban. Puthoff, ancora Maretti, muove bene il pallone l'Audace Verona. Maretti, il gran tunnel su Calais, anche Enrico tagliata fuori dal movimento di Maretti. C'è poi una spallata troppo evidente da parte di Luna su Melissa Barban. Ammonita la numero 9 spagnola, il pallone era già terminato fuori. Adesso cerco di capire se effettivamente è come sembra. Sì, rimessa laterale in favore della femminile Molfetta, ma ammonizione per Andrea Luna Riso, seconda ammonizione del primo tempo. Nel frattempo proprio Calais che di testa all'indietro, una giocata praticamente da calcio a 11, va a cercare la porta di Verdù direttamente sul lancio lungo di Majewska dalla porta biancorossa. Una palla che però sorvola la traversa della porta difesa da Verdù. Il tentativo di fuga da parte di Melissa Barban, bravissima come sempre, perfetta difensivamente Castro. La giocata da parte di Calais, fermata da Puthoff, che rischia molto perché è già ammonita. Si alzano decisamente i toni della sfida. In precedenza un giallo abbastanza discutibile all'indirizzo di Luna, soprattutto in un'occasione in cui nemmeno poi è stata concessa la punizione all'Audace Verona, perché il pallone era stato già considerato fuori da parte di Saggese, che però aveva ammonito per una spallata troppo vistosa, troppo veemente Luna ai danni di Melissa Barban. E ora questo fallo fischiato a Puthoff ai danni di Calais, senza però che venisse estratto il cartellino giallo all'indirizzo del capitano rossonero. Sarebbe stato il secondo, sarebbe stata un'espulsione per una giocatrice che proprio l'anno scorso nella gara d'andata, nella stagione 24-25, era stata espulsa il pallavolo, in quel caso in modo veramente inspiegabile, una espulsione veramente inesistente. Per doppia ammonizione certo, ma il secondo fallo, il fallo che aveva portato alla seconda ammonizione, era stato veramente qualcosa di incomprensibile in una partita finita poi 0-0, mentre al ritorno qui al Pala Lupatotina era finita 5-0 per l'Audace Verona. Attenzione al tiro di Piccino, ancora Piccino due volte, il tiro della numero 8, la grande parata di Verdù, e poi Castro che non riesce a coordinarsi per andare a concludere verso la porta. Palla che si impenna, colpisce il soffitto e si ripartirà, si è già ripartiti con una rimessa laterale per l'Audace Verona. Grande risposta di Verdù sul tiro di Piccino, che ci aveva provato in una prima occasione, respinta da Evelyn. Poi doppia finta ottima da parte dell'ex VIP al limite proprio dell'area di porta. Stavolta il tentativo dopo una serie di finte con il destro, respinto da Verdù. Grande occasione, la più importante della ripresa per la femminile Molfetta, che sta aumentando la pressione sulla difesa rossonera. Fa fatica un po' l'Audace Verona negli ultimi minuti a ripartire e ad alleggerire la pressione pugliese.
sta aumentando appunto i giri del proprio motore la formazione di Diego Iessi. Gran palla di Castro per Calais che cerca di destreggiarsi, non ricava lo spazio giusto per andare al tiro. Ottimo lavoro difensivo di Puttoff che poco fa ha rischiato l'espulsione, ma ora è rimasta in campo e fa sempre alla grande il proprio lavoro, appunto soprattutto difensivo. Diciamo, per chiudere il discorso di poco fa, dopo lo 0-0 dell'andata al Palapoli di Molfetta lo scorso anno nella stagione 24-25, al ritorno alle Pale Lupatotina netto 5-0 dell'Audace Verona, che proprio per questi due risultati l'anno scorso si salvò direttamente senza play-out, perché le due squadre arrivarono al 10° posto a pari merito a 21 punti, ma fu la formazione di Diego Iessi a dover essere costretta al play-out, poi vinto dopo i supplementari con grande sofferenza contro l'Atletico Foligno. 5-0, arrivato il match appunto dello scorso 9 febbraio, praticamente un anno fa. Domani sarà esattamente un anno. Nel frattempo cartellino giallo estratto da Cirvasuta all'indirizzo di Melissa Barban, che è andata a colpire anche qui con una spallata quasi gomitata, fin troppo evidente, fin troppo potente, Marfil Enrico, e anche in modo un po' ingenuo, perché il numero 17 era andata ad allungarsi il pallone e sembrava nettamente in anticipo sia Melissa Barban che soprattutto Marta Verdú Agnon. Non è riuscita a però diciamo perfezionare il disimpegno e la ripartenza per l'Audace Verona, perché appunto c'è stata la spallata di Melissa Barban, cartellino giallo, calcio di punizione soprattutto, calcia Piccino che colpisce in pieno Puttoff in barriera. Calcio d'angolo in favore del femminile Molfetta. Sempre alta la pressione sulla difesa rossonera da parte della squadra biancorossa. Calais cerca e trova Piccino al limite dell'area, ancora dentro da Calais che non controlla bene, non favorisce nemmeno l'arrivo di Enrico da terra. Poi Piccino che va a cercare di servire Enrico, riparte l'Audace Verona. Barban imprecisa verso Puttoff, recupera Calais che cerca un attimo di mettere ordine in una fase abbastanza convulsa della gara. Piccino all'inizio da Enrico, ancora in possesso il femminile Molfetta ad occupare la metà campo rossonera. Piccino un po' troppo lenta, recupera Evelyn, spinta regolare ai danni proprio dell'ex VIP. Ancora la 77 rossonera che allarga da Puttoff, lo fa in modo impreciso, soprattutto troppo lento, un tocco un po' pigro, e Calais invece dall'altra parte che dimostra di essere forse un po' stanca e poco lucida sia fisicamente che mentalmente. Ha perso un po' di lucidità forse dopo diversi minuti in campo la numero 7 brasiliana. Evelyn Maretti, 12-17. Maretti prova con il mancino da grande distanza, fermata da Calais che infatti avevamo visto bene in occasione del contropiede precedente in cui proprio si era spenta la luce. Lascia il parquet per andare a rifiatare un po' in panchina, andare a guadagnare un po' di fiato per gli ultimi minuti di gioco. Maretti cerca di saltare proprio la giocatrice che è subentrata a Calais, Luna, che recupera bene palla invece e perfeziona la transizione. Enrico sbaglia invece, riparte Maretti solo per una frazione di secondo. Fase della gara decisamente poco brillante dal punto di vista tecnico, con ora Luna che cerca il dribbling su Puttoff, si allunga troppo il pallone, recupera Melissa Barban che poi va a scagliare in fallo laterale, cede il posto alla gemella Natascia. In questo momento sul parquet per Andrea Rossi, oltre a Verdú, Puttoff, Natascia Barban, Maretti e Evelyn, oltre a Majewska invece per Iessi. Luna, Piccino, Dell'Ernia appena subentrata a Enrico e Castro. 11:41, 0-0 ovviamente al Palo Lupatotina tra Audace Verona e femminile Molfetta. Piccino allarga per Castro che va a calciare, ha respinto molto bene Verdú e poi ha messo fuori Puttoff. Centralmente Castro per Luna con la suola verso Castro, attenzione 2 contro 1 con Evelyn che cerca la ripartenza, ignora sulla destra Natascia Barban, si lamenta al suo indirizzo il pubblico del Pala Lupatotina che chiedeva il passaggio, un po' egoista in questo caso la 77 rossonera che ha ignorato Natascia Barban sul lato destro dell'attacco rossonero. Poteva essere una succosa, invitante ripartenza per l'Audace Verona. Il dribbling di Evelyn che poi ha perso palla, se l'è allungata ed è sfumata
così l'azione rossonera. Il pallone dentro di Piccino che fa passare il pallone sotto le gambe di Natasha Barban e poi Evelyn ad anticipare l'una nel cuore dell'area di porta. Ancora dunque in zona d'attacco la formazione di Iessi con una rimessa laterale battuta da Dell'Ernia. Piccino, mancino non deviato secondo Saggese, che era veramente a mezzo metro dallo svolgimento dell'azione, e non concede il corner. Proteste della femminile Molfetta. Subito dopo questa occasione Andrea Rossi va a chiedere il time out a 11:13 dal termine del match, 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta. Time out richiesto da Andrea Rossi, e dunque andiamo a dare uno sguardo ai risultati, all'unico altro risultato, al risultato dell'unica altra partita in corso di svolgimento in contemporanea ad Audace Verona femminile Molfetta, al Palaconi di Cagliari. Women Roma in vantaggio 4-2 sul Cagliari di Moreno Giorgi, formazione di Seli Gaiardo, che dopo il 2-2 dell'intervallo ha allungato nella ripresa, mentre a chiudere il quadro alle 18 Occasa Falconara Montesilvano Futsal Club, match che riguarda molto da vicino sia Audace Verona che femminile Molfetta. A chiudere il quadro un match invece più da alta classifica, più da zona playoff, con Tiki Taka Francavilla e Soccer Altamura, sempre alle ore 18. Al prossimo turno, la 17esima, diamo un anticipo veloce di quello che diremo in chiusura di cronaca. Audace Verona sarà ospite del Bitonto, terzo in classifica, sconfitto ieri 4-2 dal CMB, mentre invece la femminile Molfetta ospiterà il Tiki Taka Francavilla al Pala Poli. Rientrate sul parquet le due squadre, 11 minuti in questo momento esatti al termine della sfida. Puttoff cerca il movimento da parte di Maretti, cartellino giallo all'indirizzo di Gaia Dell'Ernia, che ha colpito Puttoff in ritardo dopo che appunto il capitano rossonero aveva già giocato il pallone verso Maretti. Secondo cartellino giallo anche per la femminile Molfetta, dopo quello estratto all'indirizzo di Andrea Luna. Due anche le ammonizioni in casa Audace Verona. Puttoff nel primo tempo ha rischiato poi nella ripresa il secondo giallo per un fallo su Calais. E Melissa Barban, Evelyn, il lancio lungo verso Puttoff, troppo lungo in anticipo, facile, evidente. Majewska che ha già fatto ripartire l'azione del Molfetta, anticipo di Evelyn su Piccino. Dell'Ernia, arretrato per Piccino, impreciso, ma Evelyn non riesce a perfezionare il recupero per l'Audace Verona, toccando sì, ma direttamente in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Andrea Rossi. Partita che nella ripresa, anche senza grandi picchi dal punto di vista tecnico, ha quantomeno visto aumentare il tasso di intensità e di ritmo, tasso atletico, molto più godibile e divertente. Il tiro da parte di Maretti, sporcato dalla solita onnipresente Ellen Castro. Calcio d'angolo, 7 secondi dalla metà della ripresa, 10 minuti e 7 secondi al termine per l'Audace Verona. Se ne incarica dal lato sinistro del fronte offensivo rossonero Evelyn Luana Tosetto. Serve il movimento del compagno, va dentro da Puttoff che calcia senza ritmo. Può ripartire il femminile Molfetta. Attenzione alla palla verso Castro che recupera palla, il tiro sull'esterno della rete. C'è stato il tocco di Verdù, palla in profondità molto buona di Luna per Castro, che ha controllato in velocità, ha calciato da posizione defilata ma neanche troppo con il destro, con la punta. La deviazione di Verdù sull'esterno della rete. Calcio d'angolo già battuto. Castro ha dialogato con Luna, ha poi portato il pallone da Piccino e Dell'Ernia. Ancora Dell'Ernia, l'ex CMB, che cerca all'indietro nuovamente Castro. Il tocco in fallo laterale di Natasha Barban, che atterra male, si gira forse un po' la caviglia
in modo forse più precauzionale che altro, esce per far spazio a Melissa Barban. Attenzione al tiro in scarse condizioni di equilibrio da parte di Dell'Ernia. Può ripartire l'Audace Verona con Melissa Barban verso Maretti che calcia, centra i pali della porta, difesa da Majewska, ed è proprio l'estremo difensore polacco a mettere in corner, già battuto da Melissa Barban, ancora verso Maretti che si va un po' ad incaponire nel tentativo di dribbling. Il tiro da parte di Melissa Barban, tiro straordinario della numero 9 rossonera, visto all'ultimo da parte di Majewska che non è riuscita ad intervenire. Palo clamoroso colpito per la seconda volta nel match da Melissa Barban, per la seconda volta nel match dall'Audace Verona, entrambe le volte con Melissa Barban. È proprio lei ora che può ripartire su questo suggerimento di Maretti. Barban va un po' a defilarsi e poi la accompagna all'uscita Ellen Castro, davvero insuperabile. Gran tiro di Melissa Barban dalla distanza, un tiro improvviso senza preavviso, davvero ha sorpreso tutti, anche noi forse qui in commento e sugli spalti. Attenzione a Calais che va a cercare il tiro, regolare l'intervento difensivo di Evelyn, davvero prezioso oggi il suo lavoro. Sbaglia per ora ed è rimasta da sola. Attenzione a Calais che si gira, non controlla bene, va a sciupare una clamorosa occasione. Poteva forse anche controllare, aveva un po' di spazio, era arrivata da sola, sarebbe stata da sola anche girandosi davanti a Verdù. Ha preferito andare al tiro di prima intenzione senza coordinarsi nel miglior dei modi, senza indirizzare. All'interno dei pali della porta difesa da Verdù, che non ha dovuto intervenire, solo ha dovuto far ripartire l'azione delle compagne. Nel frattempo ci prova anche dalla distanza Verdù, sollecitando i riflessi di Majewska che va a deviare in fallo laterale dalla parte opposta, dal lato alla sua destra, lato sinistro del fronte offensivo dell'Audace Verona. Rimessa laterale già battuta, dicevamo Melissa Barban, tiro improvviso, raccolto di sorpresa soprattutto Majewska, che poi ha visto sfilare il pallone all'ultimo come nel corso del primo tempo. Questa volta non è riuscita ad intervenire, non è dovuta intervenire perché il tiro ha colpito in pieno il palo alla sua sinistra, in prossimità dell'incrocio dei pali, palo interno, ma palla che è stata sputata fuori appunto dal montante. Secondo palo colpito dall'Audace Verona in entrambe le occasioni da Melissa Barban. Le due occasioni più importanti del match sono state per l'Audace Verona, anche se forse in questa ripresa è stata la femminile Molfetta a cercare con più insistenza e più convinzione, portando forse anche un maggior brillantezza fisica, il gol del vantaggio, il gol che schioderebbe questa situazione di 0-0 che appunto dura logicamente dall'inizio del match. Majewska sulla deviazione di Castro, a mio avviso la migliore in campo da entrambi i lati del campo, decisiva difensivamente, baluardo insuperabile ma anche pericolosa in avanti, come poco fa con il tiro che ha costretto Putto, fa la deviazione, ancora Castro e chi altrimenti a recuperare la posizione difensivamente, a far carambolare il pallone sui piedi di Maretti e a portare a casa la rimessa laterale in zona difensiva. Majewska, Dell'Ernia cerca in verticale centralmente una tra Enrico e Calais, intervenuta mettendo in fallo laterale Melissa Barban. Andrà Ellen De Castro Aparecida a battere la rimessa, andrà a servire in tutta probabilità, e così è, Luna appena subentrata dell'Ernia. Enrico, Calais alle sue spalle, Puttoff difende bene il pallone, la giocatrice brasiliana, il tiro di Castro, la parata sul tiro davvero di difficile lettura da parte di Verdù. Grande intervento del portiere spagnolo a deviare e a mettere in corner il tiro davvero velenoso con una traiettoria strana da parte di Ellen Castro. Calcio d'angolo, Enrico direttamente da Majewska, vediamo se andrà al tiro come nel primo tempo. Sì, attenzione a Verdù, questa volta la respinta è un po' più difettosa, non riesce a tornare in possesso del pallone dopo il primo tentativo di intervento, allontana però una sua compagna a concedere solamente la rimessa laterale. Luna, il dribbling cercato verso l'interno, Maretti ha capito le intenzioni della 9 spagnola che torna da Majewska, ritorna in possesso palla, serve Enrico sul lato destro, Enrico dentro, Puttoff in anticipo,
molto bene poi da Melissa Barban, ultimi 6 minuti e 40 secondi di gioco. Barban lungolinea in profondità per Putov, troppo lungo, attenzione però a Evelyn, anticipo secco, Evelyn calcia, ha respinto Calais e poi Maretti che non fa sfilare il pallone in fallo laterale, cerca di tenere vivo il possesso d'attacco rossonero, ma si trascina lei il pallone oltre la linea laterale del campo, rimessa quindi in favore della femminile Molfetta. Non la migliore soluzione da parte di Maretti. 6,5. Microfono. Cronometro fermo per qualche secondo con Moser forse un po' distratto. Calais, Castro con il tacco, soluzione difficile, poco lucida invece quella di Melissa Barban, che invece di lasciar scorrere il pallone da Verdù che lo stava aspettando va a scagliare fuori, regalando diciamo la rimessa laterale per la femminile Molfetta. Luna da Calais, fuori misura il passaggio. Melissa Barban, ora qualche errore di misura di troppo da parte delle giocatrici in campo, sicuramente aumentata l'intensità e quindi anche la richiesta fisica delle giocatrici che ora stanno cominciando ad avere qualche segnale, a mostrare qualche segnale di stanchezza e scarsa lucidità in più. Davvero poco comunque da dire per quanto riguarda l'impegno mostrato in campo da entrambe le squadre, partita che soprattutto nella ripresa, alzandosi anche di ritmo e intensità, è andata ad essere sempre più godibile. Attenzione alla palla persa, Castro da Calais, ancora verso Castro che non riesce ad inquadrare la porta, rimasta ormai sguarnita, palla persa da Melissa Barban con Castro che è riuscita ad involarsi, a duettare bene con Calais. Palla di ritorno verso la 12 da parte della 7, superata Verdù, ma in scivolata Castro non è riuscita sì ad arrivare sul pallone ma non ad inquadrare la porta, rimasta ormai sguarnita. Grande occasione per il femminile Molfetta, altra occasione questa molto meno clamorosa con il tiro con il mancino da parte di Luna, disinnescato da Verdù. Nuovo tentativo di dribbling di Maretti, fermata da Enrico. Castro allontana più per alleggerire la pressione e per uscire da una situazione complicata, e siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco con Audace Verona e femminile Molfetta, manco a dirlo, ancora ferme sullo 0-0. Putov in profondità da Natasha Barban, appena rientrata sul parquet, palla troppo lunga. 4:45, time out, ultimo del match richiesto da Diego Iessi. Andiamo a dare uno sguardo al risultato del match tra Cagliari e Women Roma, con il vantaggio sempre della formazione giallorossa allenata da Sedi Gaiardo, 4-2 su quella di Moreno Giorgi. I due anticipi di ieri, 7-2 della Lazio sulla kick-off e 4-2 del CMB sul Bitonto, 0-0 ovviamente qui nel match che vi stiamo raccontando. Scusate, vi aggiorno perché il Women Roma è in vantaggio ora sul Cagliari per 7-3, è arrivato l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento appunto dal Palaconi di Cagliari, 7-3 per le giallorosse che quindi hanno dilagato nella ripresa dopo il 2-2 dell'intervallo sulla squadra appunto sarda. Dicevamo 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta, due squadre che da quando sono in Serie A hanno più volte intrecciato i propri destini. Nella stagione 2022-2023, la prima della storia in Serie A per la società pugliese, salvezza appunto per le pugliesi conquistata negli ultimi minuti dell'ultima giornata di regular season con il 3-2 al Pelletterie con gol decisivo di Antonella Plevano, 10° posto in classifica, risultato e posizione di classifica che costrinse l'Audace al soffertissimo play-out poi vinto contro il Futsal Irpinia. E invece la scorsa stagione 24-25, arrivo a pari merito tra le due squadre al 10° posto con 21 punti. Alla fine fu però per la differenza reti e per lo scontro diretto l'Audace a classificarsi al 10° posto, a scendere all'11° la femminile Molfetta, e quindi fu play-out vinto contro l'Atletico Foligno solo dopo i tempi supplementari, anche qui quindi molto sofferto. L'ottenimento della salvezza dalla squadra di Diego Iessi come nel 2023 da quella
di Donisi e poi 100 fante per il play out appunto per l'Audace Verona contro il Futsal Irpinia. Siamo rientrati in campo con Enrico che aveva giocato molto bene il pallone sull'out di destra, cercando poi il tiro da posizione defilata con bella respinta con i piedi da parte di Marta Verdù. Fallo di Evelyn ai danni di Calais, è il terzo fallo per l'Audace Verona in questa ripresa. Andiamo a dare uno sguardo anche al conto delle irregolarità di questo secondo tempo. 3-1 per l'Audace Verona, abbastanza fuori pericolo, tiro libero entrambe le squadre, che proveranno in questi ultimi 4 minuti da cui siamo entrati da pochi secondi a sbloccare una gara ferma ancora sullo 0-0. Maretti all'interno da Puttov, cerchio di centrocampo ancora da Maretti che cerca di azionarsi, cerca di azionare il mancino. Maretti calcia verso il primo palo con i piedi, fa buona guardia Majewska, calcio d'angolo da sinistra per l'Audace Verona, andrà a batterlo Luana Puttov. 3:37, ha cercato il quinto gol della propria stagione Greta Maretti. Brava Majewska con i piedi a mettere in corner. Evelyn, la palla verso Puttov di ritorno, cerca dentro l'area il movimento di Natasha Barban, ben appostata Enrico a respingere e a concedere un altro corner in favore dell'Audace Verona. Questa volta se ne incarica Evelyn. Luana Tosetto da Puttov che calcia centralmente ma in modo molto insidioso con un tiro che era diretto sotto la traversa. Ha parato Majewska, ha provato a ripartire la femminile Molfetta senza fortuna. Enrico evita che il pallone scorra fuori. Il lancio di Castro verso Luna che calcia, cerca la porta, la trova, ma trova anche la respinta in due tempi, la parata in due tempi di Verdù. Puttov all'indietro da Evelyn, sulla destra per Maretti, il dribbling secco su Calais, ma si allunga però troppo il pallone l'ex Bagnolo. 3 minuti esatti, 180 secondi ancora da vivere qui al Palio Lupatotina, sempre anche sul canale YouTube ufficiale della divisione calcio a 5. Errato passaggio da parte di Luna, il tiro di Maretti ha respinto Calais. Brutto passaggio da parte di Luna che cercava di servire Castro in verticale, un passaggio facilmente leggibile. Maretti ha provato ad approfittarne ma non è riuscita a calciare con efficienza e efficacia dalle parti di Majewska. Il tiro di Evelyn questa volta è sbilenco e si perde ben lontano dalla porta, difesa dal portiere polacco, classe 2004. Enrico prova a raggiungere il pallone in anticipo Verdù che fa scorrere. L'ultimo tocco è stato, sembrava essere stato di una giocatrice dell'Audace Verona. Saggese va a scontentare ancora una volta le richieste pugliesi. Buona nel complesso direzione arbitrale da parte di Saggese e Cirvasuta, pur con qualche sbavatura dovuta comunque alla grande intensità e alla grande concitazione di alcune fasi, soprattutto in questo secondo tempo. Lo scambio tra Melissa Barban e Puttov si conclude positivamente, è la numero 9 che va a calciare, trova la deviazione di Arianna Piccinno, sarà calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona. 1:56, sono 116 secondi, anzi è rimessa laterale molto vicina comunque al corner. Il tiro di Puttov, questa volta è corner per la deviazione ancora di Piccinno. 1:54, Melissa Barban cerca dentro una compagna, palla allontanata da Piccinno ancora, attenzione a Barban che termina a terra, non c'è fallo secondo Cirvasuta, molto vicino allo svolgimento dell'azione. Protesta il pubblico del Palio Lupatotina, ottima cornice di pubblico oggi, anche più rumoroso del solito con trombette e tamburi. Attenzione a Maretti che calcia, può ripartire l'azione del Molfetta, attenzione a un 2 contro 2, Castro dentro per Marfile, Enrico in anticipo Maretti, intervento difensivo decisivo da parte della 21 rossonera. Piccinno prova la conclusione, la respinta di Maretti e
Barban Melissa che si accontenta della rimessa laterale, anzi no, la rimessa laterale è in favore della femminile Molfetta. Enrico all'indietro da Piccino, sulla sinistra per Castro e cerca verticalmente Calais, allontana Evelyn. 1:22. Ancora rimessa laterale per la femminile Molfetta. Piccino ha ricevuto da Enrico, è andata da Castro verticalmente per Calais, il dribbling, ancora Calais in uscita. Verdù, ottima scelta di tempo, grande tempismo del portiere spagnolo, era stata saltata alla grande da Calais. Evelyn questa volta no, invece molto brava la numero 77 rossonera a recuperare palla, poi cerca con il tacco Melissa Barban, fuori misura il tocco, anche se comunque va ad alleggerire temporaneamente la pressione l'ex Unidep Pato Branco, classe 2003. 1 minuto esatto, 60 secondi da quando Marfile Enrico farà rotolare nuovamente il pallone battendo la rimessa laterale, lato destro del fronte offensivo biancorosso. Castro calcia, la parata ancora di Verdù con i piedi, gran tiro della 12, la migliore in campo oggi senza ombra di dubbio a mio avviso. Grande parata comunque di un'altra grande giocatrice in campo oggi, Marta Verdù Agnon, e Castro commette forse il primo errore della sua partita a 46 secondi dal termine di 40 intensissimi minuti, servendo male, fuori misura. Piccino, colta in controtempo, rimessa per l'Audace Verona. 40 secondi. Evelyn cerca il lancio per Maretti in anticipo. Attenzione al rimpallo tra Piccino e Castro che aveva favorito Puttoff, che non è andata a calciare, ha cercato il tocco, il passaggio per Maretti, la deviazione e il calcio d'angolo per l'Audace Verona. Maretti, palla sul mancino, Maretti se lo allunga, riesce comunque a tornare sul pallone a servire Evelyn. Puttoff, Melissa Barban, può calciare Melissa Barban, centrale per Majewska che in 2 tempi fa su il pallone. 20 secondi, riparte la femminile Molfetta. Attenzione al tentativo di dribbling da parte di Piccino, altro intervento molto energico da parte di Evelyn, davvero diversi i suoi interventi al limite in questa partita, e dopo aver flirtato a lungo con il cartellino giallo, a 15 secondi dal termine va a rimediarlo, estratto da Cirvasuta, il secondo arbitro oggi. 15 secondi, capita dura da Evelyn Piccino, davvero tanti interventi al limite oltre da parte di Evelyn. Luana Tosetto, grande intensità, grande fisicità messa in campo oggi dalla numero 77. Castro, portiere di movimento dell'Ernia per Diego Iessi in questi ultimi 15 secondi, anche se finirà probabilmente qui, non va nemmeno più al tiro la femminile Molfetta. Manca un secondo sul tentativo di Castro, deviato da Evelyn, palla dentro di Castro per Enrico, finisce qui, suona la sirena al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. Audace calcio a 5 Verona e femminile Molfetta pareggiano 0-0, risultato che si vede raramente nel futsal, ma queste due squadre ce ne hanno regalati, si fa per dire, 2 nel giro di appunto 4 sfide tra l'anno scorso e quest'anno. 0-0 nella gara d'andata della stagione 2024-2025 al Palapoli e 0-0 in quella di ritorno oggi, la stagione 25-26 al Pala Lupatotina. 0-0 tra Audace Verona e femminile Molfetta, dunque il risultato finale. Audace Verona che sale a 6 punti in classifica, a 9 invece al netto dei 3 punti di penalizzazione la femminile Molfetta, un passettino in più in attesa del risultato del Montesilvano Futsal Club, che è fermo a 2 punti all'ultimo posto in classifica, anche se questa sera giocherà alle ore 18 contro le campionesse d'Italia in carica dell'Ocasa Falconara. 8-5 per la Women Roma invece sul campo del Cagliari, risultato ancora parziale, partita che deve ancora terminare. Comunque risultato abbastanza in cassaforte per la formazione di Seri Gaiardo. Prossimo turno con sabato 14 in anticipo alle 17 Montesilvano CMB, domenica 15 il resto del programma della 17ª giornata sesta di ritorno. Alle 15 kick-off Cagliari, alle 16 Bitonta Audace Verona e femminile Molfetta Tiki Taka Francavilla, così come Women Roma e Ocasa Falconara alle 17:30 Soccer Altamura Lazio, a chiudere il quadro a netto di eventuali
variazioni di programma nel corso della settimana. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.